Il circolo Gramsci del Partito Rifondazione Comunista di Sora, con il coordinamento provinciale Unione Popolare, ha organizzato nel pomeriggio di sabato 17 febbraio in piazza Santa Restituta una raccolta firme al grido di Palestina Libera. Un momento di riflessione insieme al presidente della comunità palestinese Roma e Lazio Youssef Salman, i rappresentanti ANPI di Frosinone, associazioni, movimenti e sindacati, il dottor Luciano Conte con il segretario provinciale di Rifondazione Comunista Luigi Pede, per continuare a chiedere a gran voce la pace. Ci ritroviamo qui anche oggi in piazza Santa Restituta a Sora per un presidio a favore della Palestina, per sensibilizzare la cittadinanza in questo genocidio che è in corso in Medio Oriente. Come dire, un impegno, dico sempre, siamo una goccia nell'oceano, non saremo certo noi a fermare la guerra, ma credo che da cittadini, da esseri umani, credo che l'impegno per provare a portare un messaggio di pace, ma che non sia un messaggio di pace vuoto, come dire uno slogan vuoto, ma provare a partire da ognuno di noi a sensibilizzare le coscienze. Questa non è la prima iniziativa che facciamo qui a Sora, perché purtroppo vorremmo che fosse l'ultima, appunto, e che già questa sera si fermasse questo massacro. Sappiamo che purtroppo non è così. Quindi l'invito è appunto a partecipare a tutta la città. Noi ci siamo e ci saremo ancora se appunto ce ne sarà la necessità, sperando che questo massacro, come dicevo prima, si fermi il prima possibile. Noi ringraziamo la città di Sora per tutto questo che ha fatto, continua a fare a favore di una pace giusta in Medio Oriente. Certo, tutto il mondo parla come soluzione di questo conflitto parlando di due stati per due popoli, però noi palestinesi diciamo: avete riconosciuto lo Stato di Israele 76 anni fa, allora perché non riconoscete lo Stato di Palestina? Il popolo palestinese ha bisogno della pace, della libertà e della giustizia. E quindi basta con questo massacro, orrendo massacro, e dobbiamo lavorare tutti insieme per fermare questo genocidio, per applicare, porre al Stato di Israele il rispetto di questa volontà di tutti i popoli del mondo, e quindi il cessate del fuoco, applicare le risoluzioni delle Nazioni Unite e la legalità internazionale. Non è difficile fare la pace nel Medio Oriente, però non esiste la pace senza i diritti, come non esistono i diritti senza riconoscere il diritto del popolo palestinese a vivere in santa pace, in santa sicurezza, come tutti gli altri popoli del mondo. Siamo qui anche noi come SPI appunto a contribuire a questa iniziativa. Mi scuso per la nostra segretaria Beatrice Moretti che non è potuta intervenire per problemi familiari e quindi hanno delegato a me. Cerchiamo di dare una mano a questa iniziativa organizzata dalla Rifondazione Comunista nella persona di Giuseppe Di Pede, che conosco da anni. E speriamo che finalmente si muova qualcosa in tutto il paese, in tutta la comunità europea, per cercare di far smettere questa guerra indescrivibile che sta provocando morti a non finire, soprattutto tra innocenti, bambini, donne e uomini. Quindi ecco, stiamo a disposizione per qualsiasi altra iniziativa si voglia fare per contribuire a questa riuscita. Da Sora
tanto si sta facendo in questo senso, ma tanto si può ancora fare. E la raccolta firme, che ha riscosso un'importante partecipazione, va nel verso giusto. Siamo un'altra volta qua a Sora, in questa piazza che già ci ha visto come partecipanti a una manifestazione che abbiamo fatto per le strade della città qua in piazza, per dimostrare quanto il racconto e la narrativa non è stata da noi digerita e nemmeno assimilata. Non abbiamo creduto al mainstream, non abbiamo creduto a tutti i TG che nascondevano o coprivano sia le immagini che le informazioni. Invece ci siamo indignati quando abbiamo visto tagliare gli ulivi nei campi dei contadini palestinesi, ci siamo indignati quando abbiamo visto una coppia di contadini palestinesi che guardavano dove era la loro casa. Adesso c'era una splendida villetta messa su da 2 coloni che venivano da Brooklyn. Ci siamo indignati quando abbiamo visto le ambulanze crivellate, ci siamo indignati quando abbiamo visto i papà con mezzo figlio in braccio, l'altra metà era esplosa, ci siamo indignati quando abbiamo visto gli ospedali rasi al suolo. Oltre all'indignazione però ci siamo attivati, perché indignarsi solamente e girarci dall'altra parte, lamentarsi un attimo serve a poco. Ci siamo attivati dal punto di vista politico e dal punto di vista anche organizzativo. Stiamo iniziando una raccolta di fondi perché in qualche maniera Luisa Morgantini è riuscita già a mandare una cucina da campo con pentoloni, enormi fornaci per cucinare qualcosa lì a Gaza. Stiamo raccogliendo dei fondi, siamo già a un buon punto, abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti, cominceremo con un battage pubblicitario come mi sono sempre permesso di fare, la generosità dei miei concittadini mi ha sempre risposto. L'altra cosa che stiamo facendo, abbiamo presentato in tutta la provincia di Frosinone una mozione che chiede immediatamente il cessate il fuoco, che chiede una apertura dei canali umanitari e che faccia cambiare immediatamente l'atteggiamento del governo italiano e che riapra subito i finanziamenti all'UNRWA. Non la so pronunciare bene, ma è quell'associazione braccio delle Nazioni Unite che si occupa da tantissimi anni della Palestina e che è stata, giustamente o ingiustamente, questo non lo sappiamo, ma si è detto che 7 operatori di UNRWA hanno partecipato al massacro del 7 ottobre, che noi continuo sempre a ribadire che per noi è una cosa che assolutamente aborriamo. Però insomma sono 35.000 gli operatori che stanno in Medio Oriente, se 12 davvero che sono stati anche tirati fuori, cacciati da UNRWA proprio per evitare problemi. E invece quello che abbiamo capito è che UNRWA è l'organizzazione che sta più vicino ai 2 milioni di persone che sono stati sfollati e che adesso subiscono, oltre ai bombardamenti, oltre alle uccisioni e al trasferimento, subiscono il fatto che devono subire la fame utilizzata come un'arma che è abominevole. Pensare che 2 milioni di persone stanno senza cibo e senza acqua e senza medicinali e a rischio di epidemie dopo essersi spostate a piedi sotto i bombardamenti è una cosa che fa inorridire. Siamo qua questa sera per parlare e discutere di queste cose. Grazie infinite.